Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel vostro canale del vostro Marietto Veneziano. Ed è come avete visto il titolo, oggi parleremo di egregori forti che condizionano la nostra vita senza che ce ne rendiamo conto. Ho già fatto altre pillole, ma oggi vorrei ribadire certi concetti così che siano più chiari. Però prima di iniziare questa bellissima pillola con il vostro Marietto Veneziano, vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegarda, che è ormai famosissima a livello nazionale, anche del vostro Marietto Veneziano, e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, dove siete tutti ben accetti, e anche nel canale di Telegram. Se non l'avete ancora fatto potete scaricarlo gratuitamente ed è praticamente un social tipo WhatsApp, che va benissimo. Bene, e se vi avanza anche un bel super like, il vostro Marietto lo accetta sempre benvenuto. Bene, iniziamo subito a parlare di queste egregori, così che per chi non ha seguito le altre pillole, vi dico subito che le egregore, anzi prima di tutto vi consiglio di andare a vedere le altre pillole sulle egregore, così che capiate cosa sono, ma partiamo subito dal presupposto che le abbiate viste. Comunque, in linea di massima, l'egregore è un catalizzatore dei pensieri delle persone, però il problema è che ci sono egregori naturali e egregori fatte anche da gruppi misterici che sanno cosa stanno facendo e quindi costruiscono qualcosa che poi prenderà forza, e alcune volte questa forza, questa egregore, prenderà quasi una coscienza e diventerà più forte del gruppo misterico. E alcune volte, come avete visto sui giornali, alcune sette si suicidano perché magari vogliono allontanarsi da questa egregora, ma questa egregora è diventata così forte che li porta al suicidio. Non capita spesso, ma alcune volte, quando si gioca con queste cose, succede. E per parlare delle egregore vi parlo anche delle egregore delle religioni. Oggi vi voglio parlare di queste egregore delle religioni che sono anche intelligenti, nel senso che vi faccio un esempio molto semplice. Voi conoscete che le religioni di Stato, una delle più grosse ce l'abbiamo nello Stato italiano, e questa religione è stata battezzata da molti libri come una religione cattiva. Insomma, chi più ne ha più ne mette nei vari libri di controinformazione, e alcuni concetti sono reali. Però chi è che ha costruito realmente questo tipo di religione? Tutti pensano che siano stati gli uomini, e nella realtà, no? Quando poi incominciano a fare l'analisi di questa religione, si viene a scoprire che ha preso da altre religioni, da Minerva, dai Celtici, insomma da chi più ne ha chi più ne mette, dei persiani. Insomma, sono tutte festività che sono state convertite, ma nella realtà la cosa non è che è stata la religione di Stato che ha preso e attinto a piene mani dalle altre religioni, e sono state le egregore delle altre religioni che si sono fuse in una nuova religione e hanno creato praticamente questa nuova religione che sta dominando l'Occidente da quasi 1700 anni più o meno, no? Perché dopo 300 anni dopo l'anno zero praticamente è cominciato a prendere forma questa religione, ma questa religione è stata creata da queste egregori che si sono unificati e hanno creato questa religione. Quindi è sempre stato predicato, no, da questi libri di controinformazioni, che secondo loro era la religione di Stato, quella che abbiamo oggigiorno, che aveva soffocato le altre, ma secondo la loro teoria. Ma quando voi cominciate a studiare le egregore, capite che le egregore a un certo punto, quando incominciano a diventare vecchie e non sono più sostenute, cercano di rimodellarsi e di, in un certo senso, avere una nuova vita. E quindi, di conseguenza, cosa fanno queste egregore, visto che sono intelligenti? Cercano di unificarsi e creare qualcosa di simile senza perdere l'origine
originale, cambiano il nome ma la storia è sempre la stessa. Quindi noi praticamente stiamo vivendo con delle egregore di 6.000 anni fa, solamente che gli abbiamo dato altri nomi. Chi è a comando di queste religioni queste cose le sa, no? E ci vive abbondantemente sopra e sguazza materialmente. Infatti, se voi analizzate a livello magico ed esoterico i vari culti alla domenica, voi vedete che sono delle cose ripetitive, si usano degli incensi, si usano delle parole, si usano dei gesti con le mani, che tutte quelle persone che fanno parte di quel cerchio si sentono appartenere a questa religione, ma nella realtà stanno nutrendo la egregora, che chiaramente chi è al comando sa come utilizzarla per poter trarne beneficio. Quindi questa egregora, in un certo senso, a noi occidentali, volente o nolente, come si suol dire, ha fatto del bene e anche del male, chiaramente, no? Però agli occhi diciamo della maggior parte delle persone, visto che non sa che esiste, ha fatto del bene. Chiaramente per i nativi indiani degli Stati Uniti e delle Americhe o degli africani chiaramente ha fatto del male, però dovete capire che erano le varie religioni di allora che, unendosi, avendo creato questa nuova religione, ha praticamente invaso le altre, perché questa egregora fondendosi era un'egregora nuova e voleva in un certo senso invadere le altre, perché quando le egregore sono giovani sono più irruente, orgogliose e vogliono invadere le altre egregore e mangiarsele. E infatti hanno fatto il loro mestiere, cioè sono andate nei vari continenti e hanno spazzato via tutto quello che potevano in nome del santo Pinco Pallino e del liberatore e salvatore delle anime. Quindi questa piccola pillola è solo per dirvi che effettivamente, perché qualcuno mi ha contattato in PVT per parlare di queste vecchie religioni di Stato, in realtà non sono vecchie, ma hanno solamente 1700 anni, e prima di queste ce n'erano altre che era esattamente la stessa identica cosa, solo che erano distaccate, erano 3 o 4 tipi di religioni, Minerva, poi c'erano i Celtici, c'erano altri tipi di religioni molto più piccoline. Alla fine, dopo 300 anni dall'anno zero, si è coagulato questo nuovo tipo di religione, e diciamo che negli ultimi 1000 anni ha preso forma questa forza che in questo momento è quasi in declino. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che le egregore che stanno dominando questo mondo si stanno preparando per costruire un nuovo tipo di religione di Stato, che molto probabilmente sarà molto forte, giovane, e con un certo senso raggrupperà queste religioni che ci sono. Però questa è un'egregora che ai ricercatori della verità proprio non interessa, è qualcosa di lato. Bene, cari amici, per il momento è solamente una piccola pillola per spiegarvi che è vero che i libri di controinformazioni dicono cose molto giuste, molto belle, anche orecchiabili da sentire, però sono partite dal presupposto che siano queste nuove religioni che comandano, nella realtà sono state fagogitate dalle vecchie per darsi una nuova, in un certo senso, verginità, ma nella realtà sono egregori vecchissime che si sono riciclate. Bene, cari amici, alle prossime pillole parlerò anche dei francomassoni, che sono una cosa molto interessante, che un nostro amico che mi segue sul canale del vostro Marietto Veneziano mi ha fatto questa domanda, e vi devo dire che c'è molta carne al fuoco e un bel discorso. Grazie cari amici, e alla prossima. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale del vostro Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei gruppi di Facebook di Hildegard e Marietto Veneziano, e mi raccomando anche iscriversi al canale di Hildegard, che è famosissimo. Grazie amici, e alla prossima, ciao.